Forse lo sapevamo già, ma adesso è nero su bianco. I cosiddetti bamboccioni, quelli che rimangono a vivere a casa dei genitori dopo i 30 anni, spesso non lo fanno per pigrizia, ma per mancanza di alternative. A pagare il prezzo più caro della crisi, infatti, insieme ai lavoratori stranieri, ci sono proprio loro, i giovani, in percentuali che anche in Veneto colpiscono. Nella nostra regione la recessione, infatti, ha lasciato senza impiego il 40% di giovani in più rispetto all'anno scorso e la metà degli attuali disoccupati è sotto i 34 anni. Non basta, il 53% di chi vive in famiglia è sì occupato, ma ha un reddito che non gli consente un'autonomia finanziaria. I redditi sono bassi, c'è un problema di tipo economico, di sostentamento economico e per la prima volta l'Istat ha rilevato come questa motivazione sia aumentata da parte dei giovani, ma sia anche la prima motivazione per cui i giovani continuano a stare a casa con i propri genitori. In pratica il tasso di disoccupazione giovanile si è attestato oggi al 7,6% contro il 3,4% della popolazione adulta e i lavoratori precari stanno aumentando. Non solo, pochissimi hanno una prospettiva di assunzione, la maggior parte, l'86%, nemmeno dopo un anno riesce a ottenere un contratto stabile. I precari nel Veneto, per quanto riguarda la popolazione giovanile, sono quasi il 20% degli occupati. Questo sono sia i lavoratori dipendenti a termine che avrebbero voluto un contratto a tempo indeterminato, piuttosto che i lavoratori che lavorano part-time che avrebbero voluto il tempo pieno, oppure i collaboratori e le partite IVA che lavorano per un solo committente. Oltretutto, per chi ha un titolo di studio alto, va peggio. E più aumenta il titolo di studio, più probabilità hanno i giovani di essere inquadrati con contratti atipici più che precari. Si tratta di collaborazioni piuttosto che di contratti a termine. Meglio per i diplomati dunque, anche se l'impressione generale è che le imprese venete non abbiano la capacità o l'intenzione di valorizzare i cervelli nostrani. Andrà meglio in futuro? Se questa situazione continuerà a perdurare è inevitabile che anche la condizione giovanile ulteriormente si incrini.